Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Continuiamo il nostro ciclo di incontri sui custodi della terra, invitando l'amico Maurizio Fadda. Ciao Maurizio! Ciao Adele, ciao a tutti. Grazie per essere con noi. Maurizio farà parte di quel team di cui vi ho parlato che sarà a Campo Tagore nella settimana dal 19 al 25 giugno e che dà il titolo proprio a questa serie di interviste che abbiamo intrapreso. L'argomento di cui diciamo si occuperà Maurizio, che è un agronomo, è sulla sovranità alimentare e sui semi antichi. Ma prima di parlarci di questo, Maurizio, come sei arrivato, diciamo, a questo tema all'interno della tua, diciamo, il tuo iter professionale? Allora, io ci sono arrivato con tante esperienze che ho fatto nel mondo associativo. Quando ho cominciato a fare la mia attività di libero professionista, che è stata proprio ho fatto un po' di ricerca all'università, ma poi appunto ho intrapreso l'attività professionale praticamente subito. Ho partecipato e animato molti movimenti associativi nell'ambito dei contadini, dei movimenti dei semi, e mi sono reso conto dell'esigenza che c'era e dal punto di vista tecnico-scientifico e dal punto di vista agricolo, ma anche dal punto di vista sociale, di come dire, trovare dei modi per coordinare quelle piccole energie, quelle belle esperienze che si muovevano in questo settore. E quindi diciamo che ho fatto le mie esperienze, i miei errori, i miei studi, i libri che vedete alle mie spalle sono tutti i libri che ho accumulato appunto nella mia attività, e che, come dire, mi hanno portato a incuriosirmi, appassionarmi e approfondire dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista sociale e politico, perché la sovranità alimentare è anche politica, in questo aspetto molto interessante che mi ha affascinato come professionista, e ritengo che noi professionisti non siamo scevri da alcune responsabilità sociali e politiche, per cui mi sono appassionato e oggi diciamo che buona parte della mia attività professionale è incentrata su questi aspetti. Bene, infatti tu sei un attivista della Scuola della Terra in Sardegna, se non sbaglio, Sì. E collaboratore proprio del nostro coordinatore di questa settimana, che è il professor Fabio Parascandolo. Ma puoi dirci un pochino più nel dettaglio che cosa intendi fare diciamo, nel tuo workshop che farai a Campo Tagore fra il 19 e il 25 di giugno? Sì, allora io affronterò anzitutto gli argomenti della sovranità alimentare, che per me sono stati sempre fondamentali e che oggi, dopo la brutta esperienza del Covid, sono diventati strategici addirittura, non fondamentali. Per cui argomenti che, ripeto, io ho sempre ritenuto basilari nella mia vita, la mia famiglia vive dentro questi aspetti, mangia dentro questi aspetti, e quelle dei miei amici, per cui ritengo che tutti debbano avere degli elementi per capire quanto è importante che nella propria regione e nel circolo del proprio abitato, insomma nei 30 chilometri intorno al proprio posto dove vive, deve almeno provare a strutturare, a organizzare, a facilitare degli elementi per cui riesca se non a produrre, almeno a trovare chi produce almeno l'80% di quello che fa. Questa cosa che sembra una cosa da attivisti, invece è una cosa molto semplice, molto basilare, che ci permette di essere indipendenti da qualsiasi sistema, di mangiare bene, di mangiare sano, di mangiare un cibo che sia anche una medicina per la nostra salute e anche per l'anima, che non trascurerei, perché quando mangiamo da degli agricoltori che fanno il loro lavoro con passione, con dedizione, con responsabilità, con cultura, stiamo, oltre che mangiando bene noi e rimanendo sani noi, stiamo anche facendo rimanere sana la comunità che abbiamo intorno. Giusto, e quindi il cibo ha questa enorme potenza che, col semplice atto del mangiare, come diceva Wendell Berry, mangiare è un atto agricolo, è la frase che io scrivo nelle mie magliette in estate, probabilmente al corso verrò con una di queste magliette, appunto.
e fa capire quanto il mangiare, il nostro modo di mangiare influenzi enormemente la nostra salute, il nostro ambiente, ma anche la nostra comunità. Quindi Bene, questo sarà il primo argomento cardine. E poi da questo mi collegherò ai semi, alle sementi antiche, parlerò di grani antichi, parlerò dell'importanza di salvaguardare la biodiversità locale, le varietà antiche di ortaggi, di piante da frutta e anche di grani, e quali movimenti si stanno attivando in Sardegna e nel mondo e stanno già lavorando attivamente per salvare queste sementi e utilizzarle in un tipo di agricoltura basata sui criteri dell'agricoltura. Guarda, sono già entusiasta soltanto a sentirti parlare di queste cose, di cui abbiamo tutti un estremo bisogno. Ma hai altri progetti, diciamo, in atto in questo periodo, oltre, diciamo, a quelli che stai seguendo nella tua professione? Sì, fra l'altro una cosa che mi sono dimenticato dalla precedente domanda è che queste cose non saranno solo chiacchierate, ma vi farò fare anche dei laboratori pratici, perché io amo, oltre che parlare e spiegare, anche far muovere le mani, che ci fanno connettere molto meglio il cervello a quello che stiamo dicendo e ragionando, e quindi vi farò fare anche dei laboratori sui semi e sulla trebbiatura, sui grani, quindi ci saranno anche dei laboratori pratici, Molto, non molto solo bene. teorici. Bene, benissimo. Per quanto riguarda i miei progetti futuri, intanto continuerò a fare la mia attività professionale basandomi sempre su questi principi etici. Io fra l'altro sono anche un permacultore, mi sto diplomando all'Accademia di Permacultura, e quindi per noi permacultori le tre etiche fondamentali sono cura della terra, cura delle persone e equa condivisione delle risorse. Quindi questa è l'etica che muove il mio lavoro di professionista, il mio lavoro di uomo e di insegnante anche, perché insegno nelle scuole agrarie, e quindi il mio principale impegno è quello di costruire agricoltori che capiscano col cuore e con la testa queste cose. Io penso ai tuoi studenti quanto sono fortunati, Maurizio. Sì, loro non ne sono molto convinti, però tutti gli dicono così. Però in fondo mi vogliono bene, lo sanno, anche perché io li aiuto anche dopo che finiscono la scuola, e quindi il mio principale impegno saranno loro. E poi continuerò a lottare e ad animare questi movimenti sui movimenti semi in Sardegna. Praticamente mi conoscono tutti e conosco tutti quelli che si muovono in questo settore. Continuerò a lavorare su questi aspetti dei semi perché li ritengo belli, appassionanti, legati alle nostre tradizioni e alla nostra umanità, all'umanità da cui veniamo e che abbiamo il dovere appunto di portare avanti, ma li ritengo anche strategici perché appunto con i cambiamenti climatici che stiamo già impattando duramente, dobbiamo prepararci ad avere una grande biodiversità che ci permetta di poterci preparare alle nuove sfide dell'agricoltura e della produzione del cibo. Verissimo. Bene Maurizio, io guarda veramente sono entusiasta anche soltanto del progetto di cui stai parlando e non vedo l'ora che venga giugno per vederci dal vivo e mettere anche un po' in pratica, diciamo, queste cose di cui ci hai parlato. Io ti ringrazio, ti saluto e niente, cos'altro dire? Ci vediamo alle prossime chiacchierate. Arrivederci a tutti. Un abbraccio a tutti. Bist du mir nun ganz gegeben? Nun so sei mein liebes Weibchen.